Il Barcellona sta facendo progressi nella trattativa per riportare Neymar in Spagna. Javier Bordas, uno dei dirigenti del club Blaugrana, ha infatti affermato: «L'accordo non c'è, ma siamo più vicini». La dirigenza del club spagnolo si è recata a Parigi per incontrare rappresentanti del Paris Saint-Germain, ma l'affare non è ancora stato concluso, nonostante entrambe le parti siano intenzionate a trovare un'intesa. L'offerta degli spagnoli per l'attaccante è di 170 milioni divisi in 2 rate, oppure un contributo economico più qualche calciatore, tra i quali il più probabile è Ousmane Dembélé. Una super vincita al tavolo da poker per i due assi del Barcellona, Vidal e Piqué. I calciatori hanno partecipato ad uno degli eventi organizzato presso l'European Poker Tour nella città spagnola, il 25esimo High Roller One Day. Entrambi hanno dimostrato di saperci fare anche sul tavolo verde con le carte in mano. Per il centrocampista cileno Vidal il quinto posto finale al torneo è più di 134.000 euro, mentre per Piqué, che è riuscito ad arrivare secondo dietro al professionista Juan Pardo, la vincita è superiore ai 350.000 euro. Il difensore spagnolo è un appassionato di poker e ha partecipato altre volte a prestigiosi tornei. Nel 2011 è arrivato terzo ad uno degli eventi dell'European Poker Tour. Nel 2017 si è posizionato al quinto posto in un'altra manifestazione importante di No Limit Hold'em. Sinisa Mihajlović ha terminato il primo ciclo di chemioterapia per curarsi dalla leucemia ed è stato dimesso dall'ospedale Sant'Orsola, nel quale si trovava da metà luglio. È stato dimesso in buone condizioni generali, spiega il Policlinico, dal reparto a bassa carica microbica dell'unità operativa di ematologia del Policlinico di Sant'Orsola, dopo aver ricevuto, senza complicazioni, il primo ciclo di terapie ed aver completato tutti gli accertamenti necessari. Durante un'intervista per il quotidiano olandese The Telegraph, Max Verstappen, pilota della Red Bull, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della ripresa della stagione con il GP del Belgio a Spa. Difficile riaprire il mondiale, Hamilton dovrebbe avere davvero sfortuna, ma la Red Bull sta migliorando e ci sono indicazioni positive per il 2020. Dobbiamo lavorare sodo per colmare il divario. Ha poi aggiunto: sono contento dei progressi fatti, penso che con la Honda ci sia molto margine e non mi interessa arrivare secondo. Per quanto riguarda il circuito in Belgio, Verstappen ha commentato: Spa è il mio circuito preferito, è sempre un piacere guidarci. Per l'occasione i miei tifosi avranno addirittura una tribuna speciale e coloreranno di arancione il circuito.